Hanno aspettato l'orario di chiusura del supermercato aperto straordinariamente la domenica, quando erano sicuri che all'interno non ci fosse nessun cliente, servendosi di una porta antipanico. Sono entrati. Erano in 4, tutti con il volto coperto dal passamontagna. Uno di loro teneva in mano un bastone, un suo compagno una pistola. Dopo aver raggiunto il direttore con pochi precisi ordini, gli hanno intimato di accompagnarli in ufficio. Abbiamo visto tanti carabinieri in giro, però non sapevo. Quando il responsabile ha aperto la cassaforte, i banditi hanno afferrato i 4.000 euro in contanti che erano stati riposti. A quel punto i banditi sono scappati servendosi di un'utilitaria condotta da uno dei componenti del comando. Ormai ce ne sono dappertutto, ormai. Crisi, gente che non deve essere qua in questo paese, tutta quella roba che non è normale nell'Italia di 10 anni fa. Un colpo che ha destato non poco clamore a Zero Branco, dove di recente non sono mancati veri e propri raid dei pedoni. Uno mentre stavo dormendo e uno di pomeriggio, quando sono rientrata dal lavoro ho trovato tutto per aria, per cui mi turba assai. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Treviso, che proprio questa mattina hanno effettuato un nuovo sopralluogo nel supermercato a caccia di dettagli, elementi utili a ricostruire le modalità dei banditi. Preoccupata sì, perché sì, non si sa dove si va a finire di questi tempi, ma insomma si deve andare avanti. Secondo quanto si è appreso, il raid sarebbe stato in parte filmato dalle telecamere di sorveglianza del supermercato. Gli occhi elettronici avrebbero immortalato alcuni istanti dell'assalto e potrebbero essere dunque d'aiuto per gli investigatori.